Potete sentire tutti? Prima di tutto vorrei rivolgere i miei saluti a tutti voi e auguri di buona salute e benessere. Oggi continueremo con gli insegnamenti sulle 50 stanze per gli insegnamenti di primavera. Ora il punto a cui siamo arrivati nel testo è solo un attimo, prego. Il punto a cui siamo arrivati è questo. Tra gli 8 versi sul mostrare rispetto ci sono 8 sottargomenti, soggetti. Tra questi abbiamo già visto i primi 3, quindi ora arriviamo al quarto di questi, che è come comportarsi con le cose del guru e con il suo seguito. Parlando di come ci si comporta con le cose del guru e il suo servo, il verso ci insegna questo, fa. Pensa sempre con stabilità in continuazione della ricchezza del guru come fosse la tua vita, di coloro amati dal guru come fossero il guru e della loro gente come fossero la tua famiglia. E qui c'è il sanscrito. Se andiamo con la traduzione del commentario in sanscrito, il guru è stato spiegato meglio se guardiamo questo. Quindi la parola guru è già stata spiegata. Quando si dice che la ricchezza del guru è come la tua vita, la parola ricchezza significa è la ricchezza del guru, la ricchezza personale del guru che il guru possiede. E qui ci sono quindi rivelate che sono 2 ricchezze, quella personale e quella di proprietà. Ricchezza personale significa oro, argento e così via. E campi, case e così via sono le ricchezze di proprietà. Penso che sia fondamentalmente una distinzione tra ciò che può essere trasportato e ciò che non lo può essere. E quindi i campi, quindi l'oro, eccetera, può essere portato via, e questa è la ricchezza personale. Le case, i campi, eccetera, sono proprietà immobiliari e quindi sono ricchezze di proprietà. Quindi dovresti considerarle come la tua stessa vita. E qui vita significa vita, come significa proprio come, e quindi considerare proprio come fosse la tua stessa vita. Quindi coloro che sono da lui amati qui, coloro che sono amati dal guru qui, ecco qui il commentario in sanscrito recita coloro che sono amati dal guru come il guru. Quindi come il guru significa così come ami il guru. E gli amati qui significa coloro che sono cari al cuore del guru, come si dice nel dogma. Dice che significa questo il dogma. E significa pure, la parola è dogma in tibetano, coloro che significa anche sua moglie, significa anche la moglie del guru. E può essere anche inteso come i figli del guru. Quando si dice è la loro gente come la tua famiglia, lo recita in modo differente in sanscrito.
ma la gente come la tua famiglia indica la gente attorno al guru. Tutta questa gente, tutte queste persone, per tutte queste persone dovresti pensare a loro, dovresti provare per loro come fossero la tua famiglia, quindi dovresti vederle con amore e in affetto. Poi c'è la parola in equipose, senza interruzione, con stabilità, continuamente, che significa senza nessuna distrazione, quindi mai distratto, senza diversione, sempre. Dovresti vederli sempre in questo modo. Ed anche dovresti vedere le cose dell'Ama come le tue proprie cose. Dovresti considerarle sempre in questo modo e considerare le persone amate dal Guru, le persone che il Guru ama. Dovresti provare con lo stesso affetto e considerarli alla stessa maniera del Guru. Quindi il punto principale qui, in accordo con il commentario in sanscrito, è la parola che è in maniera stabile, in equipose. Non penso che qui indica l'equilibrio nel senso di equilibrio, stabilità, in maniera stabile, post-meditativa. Ma qui significa senza distrazione, senza scivolamenti. Dovresti proteggere le cose del Guru così come proteggeresti la tua stessa vita. Dovresti proteggere la ricchezza del Guru e così come poni rispetto al Guru, porgi rispetto alla sua sposa, alla sua consorte, così come i tuoi stessi amici, coloro che ti sono vicino, provi affetti, così senti affetto per coloro che sono al seguito del Guru. E questo è il significato. E qui c'è vorrei riempire questo con delle citazioni. Quando parliamo della ricchezza del Guru come la tua stessa ricchezza, Mikyo Dorje scrive di questo nelle 100 istruzioni breve e dice questo. In particolare, il Tantra insegna, quindi qui nelle 100 istruzioni viene detto che il Tantra insegna che dovresti proteggere la ricchezza del Guru come fosse la tua, dovresti custodirla, averne cura come fosse la tua stessa ricchezza. E per questa ragione dovresti dare la ricchezza del Guru solo a chi è indicato dal Guru, solo a coloro per cui egli intende usarla. Devi fare solo come il Guru desidera, non dovresti decidere per conto tuo. Il Guru dice fai così e poi quando ci pensi deduci che forse voleva fare in quest'altro modo e decidi per conto tuo e dici che la usi in modo virtuoso, per virtù, ma lo stai usando in modo scorretto e questo è un misfatto grave. Estremamente grave, e così dovresti intendere tutte le azioni del Guru nel medesimo modo. Dovresti vedere le cose del Guru e usarle, le cose del Guru, solo nel modo in cui il Guru intende usarle. E se non lo fai e decidi per conto tuo che non dovresti fare così e dovresti fare qualcos'altro, invece, se tendi a indovinare cosa intende il Guru e pensi probabilmente vuole questo e te lo immagini per conto tuo e lo fai con orgoglio, in modo baldanzoso, questo non va bene. Qui sopra stavamo parlando come vedere le cose del Guru, la sua sposa, il suo seguito, e questo è il modo in cui ci sono molti esempi nelle storie delle vite dei Guru del passato, per esempio quando il signor Milarepa e il suo essere rispettoso nei confronti di Marbar di Lodrak, similmente era rispettoso nei confronti di madre Dagmema, madre Nyarardamena e il loro figlio Dogmadada, e non li vedeva come persone ordinarie, pensando fossero degli esseri ordinari. E ci sono esempi di storie di lui al servizio di madre Dagmema
Quindi Milarepa servì Dakmema e quando lei mungeva una mucca e doveva accucciarsi per farlo, ecco che lui si sedeva sotto di lei in modo da essere una piattaforma dove lei potesse sedersi come uno sgabello su cui sedere. Ovviamente faceva questo per il signor Milarepa Lodrop e fece per la madre Dakmema e per il loro figlio e vedeva loro come dei guru. E così come il Mahasi dell'Inrepa si recò a Pakmodu, gli annali blu riportano che avesse 38 anni. Per quanto riguarda il momento, la data, il giorno era il 18° del mese invernale. Il giorno del solstizio, quello fu il giorno del suo arrivo a Palamandru. In quel momento egli sviluppò una compassione senza limiti e vide Drugungli e vide anche tutti gli alberi e gli uccelli come fossero emanazioni di Dharmachopa. Questa è un'esperienza di fede immensa che egli sentì, che egli sperimentò. E similmente, quando Digumpa Jigten Sumgong visitò Pakmodropa, all'inizio alcuni monaci non avevano una condotta buona ed era dispiaciuto da ciò, in particolare per il comportamento di un Geshe Samyepa. Se gli offrivi un po' di yogurt, egli ti offriva dove Samyepa, se gli doveva delle offerte, doveva offrire dello yogurt, invece offriva 5 misure di orzo in qualità infima. E Samyepa era uno dei geshe migliori, degli studenti migliori. Aveva questo tipo di cattivo comportamento ed era considerato uno dei meglio geshe, degli studenti migliori. E quindi pensando che se i migliori erano di questo tipo, allora quelli di livello inferiore non raggiungeranno neanche questo livello, e quindi perse la fede nella comunità monastica in generale. Ma essendo di facoltà acute, realizzò che quando ebbe questo cattivo pensiero, poteva essere che questo cattivo pensiero sarebbe stato un ostacolo. Quindi quando realizzò che questo sarebbe stato un ostacolo, andò da ogni monaco e fece 3 prostrazioni ad ognuno di loro e recitò la preghiera in 7 rami per il beneficio di tutta la comunità del Sangha, tante volte quanto fu possibile, tante volte quante poté. All'inizio la gente diceva che fingeva, che semplicemente simulava, pretendeva di aver fede, ma in seguito dissero che aveva vera fede. Prima dicevano che stava solo pretendendo di aver fede, perché stava facendo qualcosa che nessun altro faceva in quel modo, ma poi la gente comprese che aveva fede veramente. E quindi venne chiamato una persona con fede. A quel tempo ciò che Drigum Jigten Sumgong disse è che se non correggi la disciplina che hai infranto subito all'inizio, più tardi sarà difficile provare fede sincera e rispetto. E se non inizi con una devozione controllata, artificiosa, è difficile sviluppare una fede, una devozione incontrollata, spontanea. Quindi questa è la discussione sulla 26ª stanza. Per continuare qui possiamo parlare. Ecco, prima penso sia meglio se vi mostro l'indice dei soggetti.
quindi rispetto al quale siamo arrivati qui. Ma prima, per iniziare, se prendiamo il commentario dell'Amazon K come base, ecco che abbiamo gli 8 punti su come porgere rispetto. I primi 4 li abbiamo già esaminati, ora siamo al quinto soggetto punto, che è l'essere puro nel comportamento immediato, che ha 3 sottopunti, sottosoggetti, che sono fermare comportamenti inappropriati, praticare comportamenti appropriati e insegnare altri modi per fermare comportamenti inappropriati. Il primo, che riguarda fermare il comportamento inappropriato, ha 2 punti. L'addestramento per quanto il guru ti può vedere sotto gli occhi del guru e l'addestramento per quando il guru ti può udire. Quindi questi sono i 2 punti: il guru ti può vedere e l'addestramento per quando il guru sei sotto gli occhi del guru, l'addestramento per quando sei sotto gli orecchi del guru, il guru ti può sentire. A questo punto, quando sei sotto gli occhi del guru, significa che sei in un luogo dove lui ti ha in vista, il guru ti ha in vista, e il modo in cui ti comporti deve essere attento, devi porre attenzione a quel punto, quale comportamento adottare. Se sei in un luogo dove il guru non ti può vedere e se sei in un luogo dove il guru non ti può udire, abbiamo bisogno di fare attenzione comunque e prenderci cura di alcuni aspetti. Quindi come ho menzionato prima, se facciamo una comparazione tra le 50 stanze di devozione al guru e l'ornamento del Sutra Mahayana, c'è una frase del Mahayana Sutta che dice: servi l'amico spirituale con rispetto, doni, servizio e pratica. Qui parliamo del passo di servire l'amico spirituale con rispetto. Quindi a seguire abbiamo pure discutiamo di come mostrare rispetto al guru, di come essere educati, di come essere rispettosi nei confronti del guru. Ci sono lati diversi riguardo di ciò. La maggior parte delle stanze che seguono sono su come mostrare rispetto al guru. Quindi spiegare, infatti il testo è facile parlare del significato delle parole, ma quando si arriva a come ciò dovrebbe essere praticato, ci sono delle difficoltà nel metterlo in pratica. Ed anche se abbiamo bisogno di farlo, se pensiamo che per noi sia importante praticare così, praticare di frequente, in particolare per coloro che vedono il guru frequentemente. Ci sono persone che hanno molte opportunità di vedere il guru e ci sono persone di questo genere. Allora questi comportamenti, questo tipo di comportamento va tenuto a mente e praticato. In particolare se stai servendo il guru, se ti stai prendendo cura del guru, è assolutamente imperativo che sappiamo come farlo, che tu sappia come farlo. E quindi ci sono più di qualche modo di come mostrare rispetto al guru, che riguarda come mostrare rispetto al guru, che quando li osserviamo in superficie sembrano indicare solo come si mostra rispetto con il corpo e la parola. Quindi come mostrare il rispetto fisicamente, come mostrare il rispetto verbalmente, come educatamente usare la parola onorifica. E si potrebbe pensare che questo è solamente così, ma in realtà per uno studente, colui che è il più gentile al mondo, colui che si merita, al quale bisogna mostrare maggior rispetto, colui a quale dovremmo veramente mostrare rispetto è il nostro guru, è il nostro maestro di Vajra, il guru, il nostro maestro di Vajra, il Vajradhara,
è qualcuno a cui dobbiamo mostrare massimo rispetto, massima educazione, e penso che questo testo e del modo in cui dovremmo mostrare rispetto descriva chiaramente il modo in cui si rispettano le persone onorevoli e di ottimo comportamento. E questo tipo di rispetto non va riservato solo al nostro guru, ma anche normalmente a tutti i grandi esseri quando li incontriamo. Dovremmo mostrare rispetto e così via. È di beneficio per ognuno. Oggi è diverso dal passato, ci sono connessioni diverse tra persone e gruppi etnici. Se c'è una persona singola e vuoi capire il livello di cultura di una persona, devi sapere, osservare il loro comportamento, il paese da cui provengono, devi conoscere dov'è il loro livello di educazione in termini di quanto lunga la loro storia sia. E con una prospettiva su questo puoi comprendere da come si comportano, se sono buone persone, d'onore, ben educate e se sono rispettose. E c'è un detto tibetano. Gli antichi tibetani dicevano che la tua visione può essere quella di una divinità, ma il tuo comportamento deve essere consono per le altre persone. Per queste ragioni anche nell'antichità i nostri predecessori hanno detto che ci deve essere un grande interesse nelle regole di buon comportamento e considerare ciò importante. Per esempio in Tibet abbiamo gli onorifici, molte parole onorifiche differenti. E quindi se diciamo che abbiamo sviluppato più grande categoria, serie di onorifici nel mondo, penso che sia corretto. Si può fare un dizionario degli onorifici in Tibet e solo dei termini onorifici e sarebbe un dizionario molto completo. E ciò mostra che, come i maestri hanno detto, se vogliamo stabilire chi è degno d'onore, di rispetto e chi non è degno di rispetto, anche di prostrazioni, eccetera, possiamo dire che coloro che non sono degni di rispetto sono grandi nel dormire e nello stomaco. Quindi distinguiamo qualcuno in base a come si comporta. Se si comporta bene è degno di rispetto, se si comporta male non è degno di rispetto. Quindi devi distinguere in base al comportamento. Comunque è chiaro che i nostri maestri hanno grande interesse per il nostro buon comportamento. Quindi il senso che coloro hanno interesse nella cultura tibetana e nella storia tibetana, penso che dovremmo anche essere interessati al comportamento, allo stesso modo. Nella tradizione tibetana, nella tradizione buddista, la base dei 3 addestramenti è l'addestramento nella disciplina. E questo dice molte cose che è stato detto molte volte. L'addestramento nella disciplina è l'addestramento del nostro comportamento fisico e verbale. E all'interno di questa, per esempio nel Vinaya, la categoria di cadute più ampia è quella denominata la categoria degli addestramenti. Ci sono 112 addestramenti e lì è il numero più grande di cadute. C'è il maggior numero di offese lì. Tra queste ve ne sono 10 in relazione al portare le vesti monacali, 20 in relazione a come camminare, andare, viaggiare, 9 in relazione a come sedere, 8 in relazione a come chiedere l'elemosina, 21 in relazione a come mangiare, 14 in relazione a come riparare e pulire la ciotola per l'elemosina, 26 in relazione a come insegnare il Dharma. In totale 112 addestramenti che parlano principalmente del comportamento con il corpo e con la parola. Questo
è per il buddismo in generale. Il buddismo tibetano parliamo molto di visioni e realizzazioni. Chi ha la visione e le realizzazioni più alte? Ma se parliamo solo di questo, sembra che stiamo parlando di fede e devozione. Perché non si possono vedere le realizzazioni di qualcuno o la sua fede. Quindi parlare in questo modo è come dare ciò per scontato. È una questione di aver fede. Non siamo in grado di verificare veramente quanta esperienza o quali realizzazioni una persona può avere, ma possiamo vedere allo stesso modo nella realtà il comportamento buono, il comportamento onorevole, il buon comportamento, trovare modi eccezionali, è qualcosa che possiamo verificare. Allo stesso modo, nelle 7 scritture, nelle scritture dei Bodhisattva, tra le offese ve ne sono 34 che violano la raccolta di qualità virtuose e 12 che violano il beneficio per gli esseri e così via. Se conosciamo questi modi, sono profondi consigli sul come beneficiare gli esseri, su come non danneggiare gli esseri, istruzioni di grande beneficio per noi. E la mia domanda è in relazione al mantra segreto. Ci sono molti voti di Samaya, ma la base per questi è di non rifiutare il Dharma, avere fede e convinzione nel Guru, essere compassionevoli verso gli esseri senzienti e così via, ed il comportamento fisico e verbale in relazione al Guru è insegnato qui, nelle 50 stanze di devozione al Guru, in un unico testo. Se comprendiamo i dettagli, allora sappiamo che cos'è un buon comportamento in relazione al mantra segreto. È così che avere una buona conoscenza di questo è davvero importante. E quando ci pensiamo, nelle 50 stanze di devozione al Guru viene insegnato il buon comportamento. Il buon comportamento è insegnato come questo mantra segreto. Così, di solito noi non siamo molto interessati, ma se vi poniamo attenzione, è qualcosa che non abbiamo. Ci sono molti grandi guru che sono ancora con noi, che continuano a tenere questo tipo di comportamenti e noi non ci facciamo attenzione, non vediamo il modo in cui agiscono, non sappiamo cosa viene insegnato nelle 50 stanze al Guru, di devozione al Guru, e non vediamo la connessione, quindi non siamo in grado di riconoscere, di fare la connessione. Poiché non facciamo questa connessione, non siamo in grado di riconoscere, questo è quello. Ci sono membri del Sangha anziani che effettivamente praticano tutto questo, che lo mettono in pratica. E similmente delle persone nelle regioni himalayane che praticano molti comportamenti che sono insegnati nelle 50 stanze. E penso che se ponessimo attenzione potremmo riconoscerlo. Allo stesso modo, se vogliamo prendere un esempio storico, per esempio come tra i Karmakaja c'è una persona di nome Gui Gumpa Rinchen Pal. Chi è costui? In accordo con uno studioso, ciò che è detto è che Gui Gumpa Rinchen Pal era uno studente del signor Ranjun Dorje, il terzo Karmapa. Ranjun Dorje che si trovava in nella zona di Toulon, e alla fine di quella vallata c'è un luogo chiamato Natang. In questa valle chiamata Natang stabilì un accampamento, e nell'accampamento vi erano molti bambini che raccoglievano gli escrementi degli animali domestici, gli escrementi degli animali allevati, e giocavano. E in quel momento ci fu un cane da guardia che si era slegato e si diresse verso i bambini che non sapevano più dove andare o cosa fare e scappavano all'impazzata, ma uno di questi bambini fece qualcosa di molto intelligente. C'era una cesta intrecciata che serviva a raccogliere la legna, e lui la girò sotto sopra e si infilò dentro e rimase lì dentro.
e rimase all'interno. E il cane arrivò e girò attorno alla cesta più volte, ma non riuscì a fare nulla, nemmeno a mordere il bambino. Così dopo un po' se ne andò. E gli altri dissero che il bambino era stato furbo, erano tutti stupiti. E Ranjun Dorje, dopo aver visto l'accaduto, pensò che quel bambino fosse davvero intelligente, diverso dagli altri. E visti i due genitori che stavano lì, disse: vi andrebbe bene di darmi il vostro figliolo? E quando i genitori gli offrirono il bimbo, e comunque egli divenne molto noto nelle due tradizioni di Sutra e Tantra. Gli venne dato il nome di Gui Gumpa, che oggi significa qualcosa come un attendente, un chanze. È come un titolo, il nome di un titolo, un chanze, uno steward. Quindi diventa l'attendente del terzo Karmapa e anche del Rogen Dorje e anche del quarto Kaloropa Dorje e anche del quinto Deshin Shekpa. Fu il loro attendente e poiché era così conosciuto sia per gli affari mondani che gli affari di Dharma, anche tutti i funzionari, il capo del Tibet, il Situ e anche la principessa della Cina, della Mongolia e tutte le altre persone lo consideravano una figura molto importante perché aveva un cervello. Quando ragionava su qualsiasi argomento di Dharma e tutto il resto era estremamente intelligente. Tutti lo chiamavano un grande maestro, ma nessuno lo chiamava con altri nomi. Tutti avevano grande rispetto per lui. E non ci fu nessuno più grande e che fece di più per gli insegnamenti del Kamanta. E questo è stato raccolto nella storia del Dharma del quinto studioso. La storia del Dharma di Horon dice di lui che il Gui Gumpa Rinchen in seguito servì come un Dharma Lord sotto il Dorje Attenda. E nel modo in cui servì l'amico spirituale è che praticò esattamente come insegnato nelle 50 stanze di devozione al Guru. Fece ogni cosa che si dice lì dovrebbe essere fatto. Aveva tutte le qualità insegnate nelle 50 stanze. Più tardi il Karmapa Deshin Shekpa lo aiutò ad estendere la durata della sua vita, così che raggiunse un'età parecchio avanzata. Così estese la vita di Guen Gumpa Rinchen perché vivesse più a lungo. Così comunque gli insegnamenti delle 50 stanze al Guru, se sei un Guru autentico, sei davvero capace di metterli in pratica, oppure dovresti metterli in pratica. Qualche volta pensiamo che quanto è insegnato nelle 50 stanze ci dicono dovreste fare questo, quello, e che capire è sufficiente. No, non è sufficiente solo comprenderle, non basta comprenderle solamente. Comprendere, realizzare il significato e non è nemmeno la presentazione di una filosofia. Per una filosofia o la presentazione di una filosofia è sufficiente comprenderla a fondo. Ma questi insegnamenti sono qualcosa che va messo in pratica, è qualcosa che deve fare nella tua vita concreta, non è qualcosa che devi lasciare nel tuo cervello, ma qualcosa che devi incorporare nel tuo cuore, che devi mostrare nell'espressione di parola e di corpo. Dunque, per continuare qui mostrerò qui un altro testo radice che parla dell'addestramento per quando sei sotto gli occhi del Guru. Per sedere, ci sono diverse stanze su questo. La prima fa: non sedere sul loro letto, camminare davanti ad essi o indossare un turbante e avvolgerti il corpo, pestare il loro sedile o metterti le mani sui fianchi quando sei in loro presenza.
questo è preso in accordo al commentario in sanscrito e come dice lì, per quanto dice il commentario in sanscrito sulle 50 stanze, dice non sedere. Letto qui significa giaciglio, divano. Qualche volta è inteso come un posto per dormire, un posto dove stendersi. La maggior parte delle persone nel passato non avevano un posto per sedere, uno per dormire, non facevano differenza sul posto per sedere e quello per dormire. Quindi fondamentalmente un letto significa un luogo dove sdraiarsi o sedere. Quindi sedersi o essere su di esso. Camminare davanti a loro significa prima del guru. E turbante qui significa un turbante qui significa un tessuto che avvolge attorno al capo, come in Punjabi, che indossano un tessuto avvolto sul capo. Questo è il cosiddetto turbante. Quindi questo è il fatto di tessuto. Il prossimo è drappeggiare. Qui parla di avvolgere, ma in realtà parliamo di drappeggiare, come avere una sovrattunica sopra le spalle che pende. Appenderlo o drappeggiarlo sulle spalle, un drappo fine. In quei tempi in India questo era un segno di rispetto, anche i nostri giorni in India. E quando ricevevano ospiti indossavano acconciature varie, indossavano dei mantelli fini e quindi indossare questo mantello fine, sedere sulla seduta non va bene, non si può fare. E poi c'è pestare il suo sedile. Questo significa mettere i piedi sul sedile, sul suo sedile. E quindi poi mettere i fianchi, mettere le mani sui fianchi. I fianchi sono il tuo bacino, fondamentalmente. Ci sono modi diversi per comprendere questo. Quindi è un modo mettere le mani sul tuo bacino, avere le mani in canvas, sul bacino, anche mettere le mani sulle costole superiori. Vuol dire questo praticamente. Principalmente appunto mettere le mani sui fianchi. Un altro modo si può dire mettere le mani sulla schiena, avere le mani sulla schiena dietro, mettere le mani dietro alla schiena, quindi sedere con le mani sulla schiena, quindi per definire mettere le mani sui fianchi ci sono diversi significati. Quindi le mani possono essere messe in posti diversi. Sì, questo va compreso così. E se guardiamo il commentario, per quanto riguarda il significato, se guardiamo il commentario di Lamazon K, sedere sul letto a non sedere sul letto dovrebbe essere aggiunto anche quando sei in presenza del guru, non quando non sei in presenza del guru. Non va bene sdraiarsi su un letto in presenza del guru, e quando si cammina
non si dovrebbe camminare davanti o in fronte al guru o prima del guru. E quando anche per avvolgersi un turbante sul capo, è sempre, si intende in presenza del guru. Deve aggiungere alla presenza del guru. Non si dovrebbe indossare un turbante alla presenza del guru e nemmeno sedersi sul sedile. Non si dovrebbe sedere sul sedile prima che il guru si sia seduto. Quando il guru siede sulla terra nuda, non va bene essere seduti su un cuscino. E similmente, se poniamo le mani sui fianchi in presenza del guru, non va bene. Quindi sedere con le mani sui fianchi quando il guru è presente non va bene. In ogni caso, il punto principale è abbastanza facile da comprendere e la ragione è sta dicendo che non si sta parlando del letto, si parla del letto dove si dorme. Penso che questo è quello che vuole dire. Come quando si cammina, non si può camminare davanti al guru in questi giorni, ai giorni nostri, diciamo. Quando poniamo attenzione, deve lasciare che il guru cammini per primo. Loro sono in fronte, dovreste lasciare il guru camminare per primo permettere il guru di camminare per primo e non esporti in maniera esagerata. Dovresti sempre lasciare il guru per primo davanti. Allo stesso maniera, in presenza del guru ci sono diversi cappelli che possiamo indossare. I cappelli hanno degli scopi precisi quando facciamo i rituali, ma a parte in quel momento indossare un cappello è mancare di rispetto al guru. E prima che il guru si sia seduto non dovresti sederti. Se ci si siede prima del guru, questo è una grande mancanza di rispetto. E se il guru si siede sul terreno, per terra, e tu siedi su un sedile, anche quello non va bene. E se sei in presenza del guru e tu sei seduto con le mani sui fianchi, è un segno di grande orgoglio e quindi non dovresti fare così. Ed ora per continuare, ora questo è il secondo addestramento per quando si è in presenza del guru e quindi dice non sdraiarti, non stare sdraiato o seduto quando il guru si alza. Agite sempre, svolgete sempre le loro attività con la più grande energia e il grande sforzo. Se andiamo col significato in accordo al commentario in sanscrito, giacere significa giacere, non bisognerebbe giacere o sdraiarsi in presenza del guru. Quindi non si può sdraiarsi davanti al guru. Quindi non restare significa non seduto, non rimanere. Quando il guru, il lama si alza, quindi si alza in una posizione in piedi,
non rimanere seduto. Per quanto riguarda l'energia, l'abilità, lo sforzo, significa anche che hai sempre grande entusiasmo e ti applichi nel portare a termine le attività per il guru. Spiegherò meglio questo più tardi, allora basta così. E per quanto riguarda, allora in accordo con il commentario di Lama Tsongkhapa, c'è una traduzione di Chak Losar, no? Questa è l'altra traduzione dei 50 versi. Tsongkhapa disse non sedere quando il guru non sedere quando il guru è seduto o quando il guru è in piedi. Quindi questo dovrebbe essere compreso come quando il guru è in piedi, lo studente non dovrebbe essere sdraiato o sedersi. Quando il guru è seduto, non sdraiarsi. Su un momento bisogna sdraiarsi in presenza del guru. Dovreste avere energia e capacità per portare a termine le attività per il guru. Quando il guru si muove, si alzano velocissimamente, immediatamente sono in piedi. E ci sono altre persone che sono lì semi-sdraiate, che non si muovono, che giacciono come un cadavere. Questo non va bene. Noi dobbiamo capire di che cosa ha bisogno il guru immediatamente, avere degli occhi acuti, una vista acuta. Ma ci sono certe persone che quando il guru, che sanno esattamente cosa è necessario porgere al guru. Se devono porgere qualcosa, sanno esattamente che cosa devono porgere. Persone, è come tirare un sasso nel vuoto, non si sa bene dove finisce. Il guru gli dice fa qualcosa, prende qualcosa, non capiscono, non si rendono conto di cosa sta accadendo, non si rendono conto, non comprendono bene che cosa devono fare. E invece bisogna essere come molto attivi, qualcuno che si muove con facilità. Dovremmo essere così, in questo modo. E sta dicendo praticamente fondamentalmente non dovresti giacere lì come un cadavere, dovresti essere sempre pronto ad essere inviato in qualsiasi luogo. E per quanto riguarda il commentario in sanscrito, parla qui del controllo del corpo e della parola, no? E quindi parla di come controllare il corpo e la parola. Per continuare, arriviamo quindi al terzo addestramento alla presenza del guru, di come essere alla presenza del guru. Prendiamo questo in accordo al commentario di Lama Tsongkhapa, il terzo degli addestramenti per la presenza del guru. Non sputare muco e cose simili, oppure distendere le tue gambe quando seduto o camminare avanti e indietro o litigare mentre sei alla presenza del guru. In accordo al commentario in sanscrito, il mukha è legato alla parola moderata, inteso come appunto Qatar e cose simili, è in relazione alla parola. Buco e cose simili e cose simili. Questa parte, cose simili, è in relazione a resti sui denti o nella bocca, dentro la bocca. Che il naso, il muco che esce dal naso.
oppure anche dei resti di esso sulla faccia, sulla lingua o sui denti, non dovrebbero essere espulsi in presenza del guru. E poiché il Tibet è un luogo pulito, un luogo molto vasto, non ci sono tante persone. Quando dovevi soffiarti il naso o sputare qualcosa, potevi sputare in qualsiasi posto, ma al giorno d'oggi si è educato nella società attuale. Quindi quando qualcuno si doveva soffiare il naso, si soffiava il naso lì davanti a tutti. Ma se fai questo in Tibet probabilmente non è un grave problema, ma se fai questo in una città al giorno d'oggi non è così educato. Una cosa molto sporca è soffiarti il naso e sputare in giro, come schiarirti la gola e sputare fuori qualcosa. Non è proprio il massimo, quindi non dovresti espellere cose dalla bocca o muco e spargerlo in giro. Distendere le tue gambe qui. Per quanto riguarda distendere le gambe, ci sono persone che si siedono con le gambe distese, questo è un segno di mancanza di cura. Quindi sedere con le gambe distese in fuori è un segno di noncuranza. Così camminare avanti e indietro. Camminare avanti e indietro e litigare, discutere. Chaza significa appunto camminare avanti e indietro senza avere uno scopo. Penso che sia questo che si vuole dire qui. Litigare, qui discutere, significa dibattere. Ma dibattere non il Dharma, ma parlare parole di disaccordo. E non dovremmo fare ciò alla presenza del Guru. Ma se discutiamo questo in accordo a quanto dice il commentario di Lamazon K, ciò che dice a riguardo della musica e cose simili includono appunto anche il muco nasale, lo sputo e questo genere di cose. Non dovresti espellerle, non dovresti distendere le tue gambe. Quando sei seduto su un cuscino non dovresti camminare avanti e indietro senza avere uno scopo e non dovresti litigare, discutere o creare conflitti alla presenza del Guru. Non dovresti fare questi e se ti comporti in questo modo è un comportamento irrispettoso. Questo è molto chiaro, giusto? Se ti metti a tossire, sputi fuori muco e così via, non è molto gentile, è molto negligente. Non dovresti fare questo. E nemmeno camminare avanti e indietro alla presenza del Guru. Non dovresti farlo. E se c'hai del disaccordo e devi discutere, non dovresti farlo in presenza del Guru. Quindi a seguire, per continuare, questa è la quarta stanza. Altro punto, ed è qualcosa che dobbiamo dividere in due parti. La ragione per questo è che la prima parte, secondo l'Amazon K, non mostrare affetto reciproco, cantare, danzare, suonare musica, conversare. Questo sarebbe, le prime due righe sarebbe qualcosa che non si fa
davanti agli occhi, sotto gli occhi del guru, alla vista del guru, mentre l'altra parte o conversare in un luogo dove possono sentire, e questo è l'addestramento che si fa quando il guru può sentire. Se leggiamo questa stanza in tibetano va bene, ma se la guardiamo con il senso dell'inglese o del sanscrito bisogna dividere in due parti. Dal commentario di Lama Tsongkhapa, le prime due linee sono un addestramento che si fa alla presenza del guru, sotto gli occhi del guru, e l'altro quando il guru può sentire, parlando del non mostrare affetto e così via, tradotto in modo differente in tibetano, e così è difficile da comprendere. Comunque, questo mostrare affetto reciproco praticamente è lodarsi reciprocamente. Queste parole, una delle due è one another, l'un l'altro reciprocamente. E poi c'è questa parola sangha che può essere intesa come lodarsi reciprocamente. Gnams può essere intesa uno per l'altro e quindi può essere inteso come lodarsi reciprocamente, mostrare affetto reciproco. Una parola è cantare, come cantare una canzone. La musica significa il liuto, i tamburi e così via, e danzare sono le nuove espressioni della danza, come dire, atteggiarsi in maniera spaventosa o accattivante, significa questo. E se facciamo riferimento al commentario dell'Lama Tsongkhapa, massaggiare vuol dire massaggiare gli arti e così via, e danza e musica sono danza e musica. Non dovresti fare danze e suonare musica alla presenza del guru. L'eccezione è che se durante un Gana Chakra devi cantare o suonare degli strumenti, fare una canzone o suonare musica, in questo caso si fa un'eccezione. Altrimenti, se non c'è il permesso del guru, senza le istruzioni del guru, iniziare a cantare queste diverse canzoni senza nessun scopo particolare, senza il permesso del guru, ciò non va bene. Simo dice conversare in un luogo dove possono sentire. Vediamo questo come dice Tsongkhapa, che divide queste due righe in due. La quarta riga, in accordo col tibetano, o conversare in un luogo dove possono udire, fare questo in un luogo. Ecco qui la parola conversare significa praticamente conversare è intesa come una conversazione fazionale, ovvero che crea divisione. Questo parla di differenti gruppi differenti di persone. In Tibet si dice i Kamba, come in altro luogo si dice le persone dal Tibet centrale. Praticamente conversazioni, discussioni quando esprimi degli errori. I Kagyu fanno questo, i Sakya fanno questo, i Gelug fanno questo, i Nyingma fanno quest'altro, e parliamo in questo modo e non dovremmo avere questo tipo di conversazioni alla presenza del guru, o farlo in un luogo dove il guru può sentire. Non dovresti farlo in un luogo dove il guru sente. Quindi se lo prendiamo in accordo con Tsongkhapa, questi argomenti sono futili, sono affari mondani, non c'è nessun senso. Stanno già narrando ogni cosa che hanno visto o sentito. Dovresti parlare di queste cose alla presenza del guru. E secondo il commentario di Lama Tsongkhapa arriviamo qui dove si parla di praticare
il comportamento corretto. Quindi praticare il comportamento corretto significa fare le cose che dovresti fare, non quelle che non dovresti fare. Cose che è appropriato fare, che dovresti fare. Praticare queste cose. Sono inchinati quando ti alzi dal tuo sedile e sei rispettoso quando sei seduto. La notte, quando la strada è pericolosa per le acque, vai davanti se ti viene richiesto. In accordo al commentario sanscrito, inchinarsi significa offrire rispetto, omaggio, alzarsi dal proprio sedile, ovvero quando ci si alza dalla posizione seduta e ci si mette in piedi. Poi si parla delle strade rese pericolose dalle acque. Le acque significa fiumi qua. E di notte, nella notte significa quando è buio e dalle acque significa dai fiumi. È una strada pericolosa, è una strada dove c'è del pericolo. E se c'è questa situazione dovresti richiedere se è necessario per te andare davanti. Dice di sì perché di notte è nel buio e ci sono anche dei pericoli e delle acque. Realmente allo studente non è permesso di camminare davanti al guru, ma se domandi al guru in una situazione di questo genere, allora potresti ricevere il permesso davanti a loro per primo. Se prendiamo l'interpretazione che viene data da Lung Tsongkhapa, la parola Dao significa se sei in piedi o quando ti stai alzando oppure sei seduto, dovresti avere un comportamento rispettoso, dovresti sedere in maniera rispettosa, così alzarsi. Anche quando viaggi di notte o attraversi dei fiumi, attraversi passi e strade pericolose, puoi chiedere questi permessi al guru. E se viaggi di notte puoi andare per primo per osservare la strada, per fare strada, e se stai attraversando un fiume, sono dei luoghi pericolosi. In Tibet nel passato si usava andare avanti e verificare l'acqua, capire se fosse pericolosa, quindi se hai il permesso del guru per andare avanti e verificare l'acqua, puoi farlo a quel punto. Per continuare, insegnare in un altro modo come fermare il comportamento inappropriato. In precedenza abbiamo guardato le cose che non abbiamo il permesso di fare, che ce ne sono molte, sono comportamenti inappropriati, e ci sono altri comportamenti inappropriati. Ci sono appunto questi altri comportamenti, per esempio quando sei alla vista del guru, il saggio non lascia il suo corpo incontrollato, il saggio non lascia che il corpo si agiti, non si appoggiano ai pilastri e altre cose e non si schioccano le nocche. Questo ci dice che lo studente è intelligente, se gli studenti sono intelligenti si agitano col corpo e non si appoggiano ai pilastri o altro. I pilastri sono un esempio, ma sono incluse anche le persone, non si dovrebbe appoggiarsi alle persone o ai muri, per esempio, inclusi, e così anche schioccare le giunture. Di stirare e schioccare le giunture non dovrebbe essere fatto. Darò una spiegazione ulteriore se lo prendi in accordo al commentario di Lama Tsongkhapa. In accordo al commentario di Lama Tsongkhapa, esso ci dice che lo studente intelligente non dovrebbe agitare il proprio corpo davanti al maestro, muoversi avanti e indietro,
sdraiarsi indietro contro i pilastri o sul muro, sulle persone e così via, e non dovrebbero schiacciarsi le nocche. Le nocche sono le giunture delle mani, no? Sono le giunture delle dita. Qui cosa significa in accordo al commentario sanscrito? Ci sono persone che appunto si stirano le dita e poi fanno questo suono ta ta. Ma alla presenza del guru non dovresti tirare le dita e schioccare le nocche, fare vari movimenti che fanno schiocco. Non si deve fare questo in presenza del guru, non dovresti farlo, non dovresti tirare le tue giunture, fare rumore. Sdraiarti indietro sui pilastri e i muri, schioccare le nocche, girarti avanti e indietro, non dovresti farlo in presenza del guru. Qui da capire o meno, è solo vedere se sei capace di mettere in pratica. Quindi queste attività particolari della parola del corpo, caratteristica di porre omaggio con il corpo e porre omaggio con la parola. In termini di lista dei contenuti, eccoci qua. Ci sono 8 argomenti, 8 soggetti, come rendere omaggio. Questo è come rendere omaggio con corpo e parola. E quindi a questo riguardo c'è una in particolare con rendere omaggio con il corpo, lavare i piedi o ungere il corpo. La stanza dice quando si lavano i loro piedi o si unge il loro corpo, si massaggia il corpo e così via. Inizia e anche termina con le prostrazioni e fallo in maniera piacevole. Se prendiamo in accordo il commentario sanscrito, lavare i piedi significa proprio lavare i piedi del guru, dell'acqua per rimuovere lo sporco dai piedi del guru, la terra, lo sporco dai piedi del guru con l'acqua. In accordo al commentario sanscrito, questo significa massaggiare il corpo con dell'olio di sesamo. Dovrebbe essere lavato il corpo, questo significa proprio ungere il corpo, massaggiare il corpo con dell'olio. Ci sia una lettera in più nel tibetano. Fondamentalmente significa appunto ungere il corpo e sfregarlo con dell'olio. Questo sfregare il loro corpo con l'olio gli fa bene alla loro salute. E anche massaggiare Ardhama in sanscrito, che vuol dire spingere, fare pressione con le dita, con le mani, con il pugno e così via. Fai questo, prima e dopo dovresti eseguire delle prosternazioni. Lavi i piedi e così via, dovresti prima fare le prosternazioni, attività in maniera appropriata, in maniera logica, che è più confortevole. Ad esempio, lavare i piedi con l'acqua, se c'è una condizione fisica particolare non dovresti usare l'acqua, se dovresti lavarla con del fango oppure con dell'argilla, dovresti praticare in questo modo. Non significa che lo devi fare necessariamente con l'acqua, devi farlo nella maniera più appropriata, con quello che è meglio usare. Prendere il commentario dell'Amazon K, lavare i loro piedi con l'acqua, sfregarli, massaggiarli e così via. Dovresti sempre iniziare la procedura con le prosternazioni e quando l'operazione è completa dovresti finire con le prostrazioni. Le prosternazioni, pensiamo alle prostrazioni usuali dove si sta in piedi e ci si prostra. Facciamo le prostrazioni in questo modo, abbiamo bisogno di alzarci in piedi, di prostrarci, ma nella tradizione indiana non c'è bisogno di fare così, si può fare da seduti, può fare anche inginocchiati. Che è un altro modo che non è molto conosciuto, che probabilmente era in India nella tradizione Theravada. Sono seduti, non si mettono in piedi per prostrarsi come facciamo noi, non hanno nessuna forma di prostrazione completa.
Si dice prostratevi 3 volte, noi pensiamo al nostro modo normale di fare le prostrazioni. Se nella situazione, nella vari piedi del guru, per esempio, devi fare le prostrazioni, alzarti in piedi prima, diventa un lavoro eccessivo. Le indiane sono molto facili, per esempio inginocchiate, quindi quando sei inginocchiati ti prostri 3 volte, ti inchini 3 volte, toccando la testa al terreno. È una prostrazione anche quella, no? Unisci le mani e ti prostri. È qualcosa che puoi fare molto facilmente anche quando cammini. Cosa tu stia facendo, qualsiasi cosa tu stia facendo. Ho sentito che in Thailandia il massaggio Thai è molto conosciuto, no? In Thailandia c'è il re, no? E quindi c'è il massaggio per il re, no? Bisogna massaggiare il re. Nel massaggiare il re devi essere estremamente rispettoso, devi prostrarti e fare varie cose prima di massaggiarlo, prima di cominciare e dopo che l'hai fatto. È molto simile, no? Quindi c'è tutta questa tradizione che è simile in Tibet. Quando si tagliano i capelli del guru, quando si rasa il capo, la persona che si deve rasare il capo, prima di rasarsi, si deve prostrare prima e anche dopo farlo. Averlo fatto. Questo è per dire che quando dobbiamo fare qualcosa di particolare per loro dovremo mostrare rispetto, quindi mostrare il rispetto come una piccola cerimonia prima di fare quello che dobbiamo fare. Dobbiamo come mostrare che questo è un essere superiore e quindi prostrarci, altrimenti non c'è nessuna motivazione particolare, dobbiamo mostrare come superiore il guru. Quindi ti prostri ai guru, è una forma di rituale, una forma di pratica. È proprio per questo l'azione che fai successivamente, dopo queste prostrazioni, diventa un'attività particolare, speciale. Poi a seguito di questo c'è lo specifico del servire il guru con la tua parola, che non è con stabilire il loro nome. Ogni volta che pronunci il loro nome aggiungi un termine di rispetto, un onorifico, di parole che dicono della loro distinzione, del loro essere distinti, così che gli altri possano provare devozione. Pensi a questo basandoti sul commentario in sanscrito. Primo dice, la parola è un po' diversa, questa è un po' diversa. In ogni caso dice, menzionali non dicendo il loro nome, non puoi solo dire il loro nome. Invece alla fine aggiungi una parola, per esempio pad, alla fine della loro parola, per esempio feet, piedi alla fine del nome. Prendono Shurnakara Shanti, Shantipad, i piedi di Shanti. Tu dici i piedi di Shanti e l'altra persona di chi stai parlando, allora dovresti dire qualcosa che la persona può comprendere come distintivo, che lo distinguono, per esempio, che viene da questo posto particolare comportamento, che sono alti, che sono bassi, pelle scura. Devi parlare di loro, delle loro qualità, dei punti fondamentali, dei loro punti caratteristici. E se stai parlando del nome del guru, Namakara Shanta, viene a dire il nome completo del guru. Invece, se devi dire Namakara Shanta, prendi l'ultima parte del nome, per esempio Shanti, e usi quella parola Shanti e non dici il resto. E poi aggiungi qualcosa, per esempio in inglese sarebbe signor oppure signor Shanti, e quindi l'altra persona che non capisce
di chi stai parlando, però sente una parola che lo distingue. Per esempio Shantipada, il Mr. Shanti il signor Shanti che viene dall'est dell'India, o il grande Shanti. Cosa di particolare, così che la persona che capisce che stai parlando di qualcuno di particolare. Questi si trovano anche nel Vinaya. Se guardi nell'Acharya Shakyaprabha i 300 versi sul Vinaya, ciò che dice usa un'attitudine rispettosa. Fai attenzione a quanto dici e inchinati quando dici il nome I junior usano dei nomi rispettosi quando si rivolgono agli anziani. Il termine Arishman per i junior, anche per gli junior. Il commentario, dall'autocommentario luminoso nei 300 versi, quando dici il nome, dice allo scopo di menzionare il nome dell'abate per uno scopo. Menzioni il nome del guru, dovresti dire allo scopo di. Dire il nome del guru dovresti dire allo scopo di. Sì, per esempio menzionare il nome dell'abate per uno scopo, dire in maniera rispettosa. E se non dici la parola per menzionare il nome dell'abate, e ripeti il nome dell'abate più volte, così non va bene. In questo modo, se parli agli anziani, a coloro che sono più anziani di te, dovresti usare la parola venerabile, e per quelli che sono più giovani dovresti usare la parola Irishman, e per gli anziani usare la parola anziani. E quindi il senso è che quando parli, per esempio nel Vinaya c'è il tuo abate, no? Quando parli dell'abate è incredibilmente importante. Prima di dire il nome del campo dovresti dire, per menzionare il nome con uno scopo, quando menzioni il nome del campo. Quindi Kamalojo Sengre dici menzionare il suo nome con uno scopo e poi ripeti il nome Kamalojo sempre. Vinaya si dice anche che se qualcuno non è il tuo abate non dovresti chiamarlo abate, non sono il tuo campo. Abate, campo, è diventato il titolo per qualcuno che ha completato la propria educazione. Ora è diventato un titolo, per esempio l'abate del monastero, ma nel passato, in accordo col Vinaya, significava le parole la persona che ti ha dato i voti, come nel Vinaya. Avevi il permesso di chiamare campo chi non era stato il tuo campo. Ma qualcuno è stato dato il nome di abate e quindi veniva chiamato abate, quindi per questa ragione nel Vinaya abate significava la persona che ti aveva dato i voti in accordo al Vinaya. Se qualcuno non è il tuo abate non lo devi chiamare abate, e se qualcuno è anziano lo devi chiamare anziano. Uno è più giovane puoi chiamarlo rispettabile oppure Ayeshman. Similmente nella pratica dei maestri del passato, fosse il tuo guru o no, avresti detto uno il cui nome è difficile da dire. Parlare di qualcuno il cui nome è difficile da dire è dire il nome con uno scopo, per uno scopo. Dire che questa persona è così importante, così significativa che non puoi nemmeno pronunciare il loro nome. C'è uno scopo, se c'è una ragione per dire questo nome, per questa ragione menzionare con uno scopo il nome che è così difficile da pronunciare, puoi menzionare il nome, essere appunto il tuo abate o così via.
La pratica che veniva portata avanti, che era quella che non si poteva pronunciare il nome dopo aver detto il nome di cui è difficile da pronunciare, se la persona era viva, si poteva dire questo solo dopo che la persona fosse deceduta. Quindi mentre il guru è vivo, dovevi dire il nome per uno scopo e far seguire il nome, e non si poteva dire il cui nome è difficile da pronunciare. Dopo che il guru avesse lasciato il corpo, si poteva dire il nome di colui il cui nome è così difficile da dire, con uno scopo, e poi dire il nome. Semplicemente per definire quanto importante è il guru per te e quanta grande fede e devozione hai per il tuo guru. Infatti in molte culture, in particolare quando si parla del proprio guru, forse anche dei propri genitori, che è anziano rispetto a te, che è più vecchio di te, effettivamente non chiami il loro nome in questi giorni. Adesso in Tibet dicono tutti Genla, Genla, insegnante, maestro, maestro. Se è più vecchio di te dici semplicemente Genla oppure maestro. E chiami così le persone che sono più vecchie di te. E se hanno figli li puoi chiamare padre. Se sono donne più grandi di te puoi chiamarle madre, ma in questi giorni bisogna stare attenti. Se chiami padre o madre, la gente ti guardano e si offendono, dicono io non sono così vecchio, sono ancora giovane, non chiamarmi padre, nonno, nonna. Devi stare molto attento quando dici queste cose, soprattutto quando lo dici alle donne. In Cina devo chiamarle bellezze, anche se sono belle o no non è importante, ma bisogna chiamarle bellezze. Belle, allora sono contente. Non vai in un ristorante o in altri posti, devi chiamarle belle. Se chiami ogni persona bella, allora non ha più significato. Perché è un modo di mostrare il rispetto alla persona. Se una cosa per te non è importante, quello che le altre persone pensano di ciò non è per i propri sentimenti, ma è per i sentimenti degli altri, che le altre persone pensano, che pensiamo del rispetto oppure della mancanza di rispetto. Se fai queste cose, le persone apprezzano. Il rispetto è questo, basicamente, fondamentalmente. E quindi per questa ragione quando parli di rendere omaggio al guru, il tempo non è per far piacere al guru, al campo, per farli è per metterli a loro agio. Ma per questo motivo, no? Questa è la società, pensare in questo modo, comprendere in questo modo. Comprendiamo il punto fondamentale e pensiamo che rendere omaggio sia un costume, sia un'abitudine, non ha più significato. Da una parte essere rispettosi è una buona cosa, ma se non si comprende il punto fondamentale, un'espressione esteriore non c'è un sentimento all'interno, se rimane solo un'espressione esteriore non c'è niente di cui essere contenti lì. Vedere se c'è del rispetto profondamente all'interno. Molte persone fingono di averne. Agiscono tutti i movimenti rispettosi, ma non ce l'hanno dentro, fare solo con la tua bocca. Tanto è come avere la fede e la devozione dall'interno. Non c'è altro che esprimerlo con le azioni del corpo della parola. Senti la fede e la devozione all'interno e lo esprimi con le azioni del corpo e della parola. Ecco, penso che questo abbia significato. Nel passato Michel Dorje diceva così che la fede e la devozione sono differenti. La fede e la devozione è la parola dalle istruzioni sul ped. La
parola che viene usata nell'istruzione del PIT e nel testo del PIT. C'è una particolarità perché c'è questo senso di mancanza e di dedica, e questo può essere la dedica, l'essere dedicati qui significa avere dedicati è più grande perché dentro c'è il desiderio, la dedica, il desiderio e la devozione. La dedica, la dedizione qui mostra anche l'aspetto fisico, non solo quello che c'è nel tuo corpo e nella mente. Nel potere della mente c'è anche l'espressione fisica e della parola. Questo è quanto viene mostrato. Non è solo il desiderio nella mente, ma anche per il potere della fede, l'espressione fisica e verbale mostra la dedizione, mostra la fede. Per questa ragione la devozione, la dedizione è migliore della fede, perché la fede fondamentalmente è un'espressione della mente, che tenerla solo nella mente la esprimi col comportamento fisico e verbale forte, e questo è quello che noi chiamiamo dedizione, dedica. Possiamo vedere molto chiaramente questo nella vita di Milarepa. Quando il signor Milarepa andò dal signor Mari, aveva fede, credeva, era nell'espressione del suo corpo, della sua parola, ed è qualcosa che si poteva vedere. L'espressione fisica e verbale si poteva vedere concretamente quella che noi chiamiamo fede. E questa è la devozione, la dedizione. La grande devozione viene proprio fuori concretamente in un'espressione verbale e fisica. Si può vedere il potere che essa ha, e quindi se hai grande dedizione e grande devozione, questo è molto potente. Non è solo fede, se hai solo fede appunto che è nella tua mente, va bene anche quella, ma se è fede sincera che la mente, se hai fede va bene anche quello. Va bene così, dico che finiamo qui stasera, grazie.